Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Andiamo al video. Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il successo per 2-0 contro la Lazio nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Bella risposta a chi pensava che ci fosse la scala di gerarchie sugli obiettivi stagionali. Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma non ci siamo mai disuniti e siamo stati bravi a sbloccarla con il gran gol di Arnautovic. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per questa maglia. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Ora un doppio derby. Quest'anno il Milan vi ha dato molto fastidio. Assolutamente. Ci penseremo ad aprile. Abbiamo tante partite ravvicinate. In questo momento siamo in emergenza sugli esterni. Dobbiamo pensare partita dopo partite. Questa sera la prima di 6 in 20 giorni. Sappiamo quello che ci aspetta. Dopo una gara del genere, a livello mentale avrete una bella spinta. Assolutamente. Ho avuto tante risposte importanti e ho giocatori non al meglio che stasera non si sono tirati indietro. Frattesi e Taremi avevano problemi, ma hanno giocato senza battere ciglio. Due parole su Martinez e perché Arnautovic era fuori dall'area sul gol. Stamattina abbiamo fatto le palle inattive e, se la Lazio teneva giocatori alti, doveva uscire e così è stato. Sappiamo delle qualità balistiche che ha, l'abbiamo messo lì apposta. Martinez è un ottimo portiere. L'anno scorso aveva fatto un grandissimo campionato col Genoa. Davanti a Sommer che sta facendo benissimo, ho pensato che la Coppa Italia sarebbe stata sua. Lavora in silenzio e sono contentissimo di lui. Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il match vinto per 2-0 contro la Lazio e valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Bene chi gioca meno. Abbiamo una grande squadra. Chi gioca meno in queste partite deve dimostrare di essere sempre a disposizione. L'importante è aver passato il turno. A Napoli sarà una gara speciale. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario. Sarà importante ma non decisiva e speriamo di vincere. Ora il derby. C'è da vendicare le ultime sconfitte? L'anno scorso abbiamo battuto tante volte il Milan. Saremo pronti e ci penseremo quando arriverà la partita. Ora pensiamo a vincere le gare che abbiamo in programma. Cosa ne pensate, tifosi del Napoli? Pensi che siamo favoriti contro l'Inter? O no? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!